Bonjour, buongiorno, a boîte, la boîte, o pantalone, le pantalon. Today, oggi, a cucina napoletana, storie, passione e tradizione. Visit naples.eu, napoletanità, sapori di Napoli, la cucina napoletana, storia di passione e tradizione. Let's go! Yam, yam, yam bella. La cucina napoletana fonda le sue origini nelle diverse denominazioni che da circa 2000 anni popolano la città. A fine dei tempi greci e di romana, passando per dominazione francese e spagnola, la cucina partenopea si è arricchita di piatti che vanno di più elaborati a chi di più popolare. Alle dominazioni antiche si fa risalire un prodotto basilare, ancora oggi molto utilizzato, ossia la colatura di alici della baia di Cetara, lungo la costiera amalfitana, mentre è al Medioevo che risalgono molte ricette legate ai legumi e alle verdure autoctone. Il timbro 500 invece si fa a savetto successo la pasta, la mitica grande pasta nostra, in quanto con l'avvento della povertà tra a plebe e carestie era lecito far uso di pietanze che potessero essere conservate a lungo, trasformando i napolitani da mangiafoglie a mangiamaccarona. I mean, this is true, but come on, it's not really, that is quite common also today. I don't feel so much this affirmation. Durante l'illuminismo e la dominazione francese, l'influenza d'Oltralpe è evidentissima nella cucina partenopea. Nascono raù napolitana, o gâteau, le gâteau, o gâteau e patana e il famoso croquet. Nell'Ottocento il divario tra la borghesia e il popolo diventa sempre più ampio, tanto che cominciano a essere preparate ricette riservate e classi differenti. La ricetta un po' ricca, la ricetta un po' povera, la ricetta un po' popolina. O cattò e patana è un famoso croquet. In dall'Ottocento, a differenza tra la borghesia e il popolo, diventa sempre più ampia purtroppo, tanto che iniziano a essere preparate ricette riservate a classi diverse. Ah, sentite qua, listen this. Come il brodo di polpo o brore purp e la zuppa di freselle e la zuppa di fresella, tipiche dei sobborghi partenopei. A questo periodo si fa risalire anche la nascita della pizza, così come la conosciamo oggi, con le sue varie declinazioni. But the pizza is only one, guys, the pizza margherita. That's fine. Con l'avvento della globalizzazione e dei grandi marchi, la cucina tradizionale ha iniziato a perdere il suo appeal, salvo poi riscoprirlo nella seconda parte del Novecento, grazie anche al valore dei prodotti che andavano a comporre la famosa dieta mediterranea, a tutt'oggi patrimonio dell'UNESCO. E i ricette più popolari della cucina napoletana. Dammi un'occhiata
e cose belle la cucina napoletana, che ormai tutto quanto in giro per il mondo sanno. E i piatti tradizionali della cucina partenopea sono tantissimi. Era inimmaginabile poter scartare coccheroni, sono tutte buone. Perché questo è molto importante con gusto personale, anche se tutte meritano di essere provate. In effetti è o porn food tour che fanno tutti i turisti, incluso noi napolitani, quando andiamo a Napoli. Ecco per te una selezione dei piatti migliori tipici della cucina napolitana che non può perdere. Te l'hai mangiato a forza, compà. Il ragù napoletano. Il ragù è il re indiscusso della domenica culinaria partenopea. A differenza del ragù nazionale, che c'è sta una guerra, o ragù napolitana tiene una ricetta soia, tutta soia, che rende un vero masterpiece della cucina tradizionale. È un connubio perfetto tra il pomodoro e la carne, che a fuoco lento e slow flame e slow cooking si mescolano e si amalgamano in un sacro e indissolubile sugo che nella domenica partenopea non manca mai. The, the sacred graal of the Neapolitan Sunday on the table, the ragù. Si utilizzano diversi tipi di carne, dalla locena, pizza locena. It's a kind of swearing, but not vulgar. I mean to say, because locena is a piece of meat of the cow. Locena di manzo alla gallinella di maiale, che devono cuocere a fuoco lento per circa 6 ore. E bicchiarelle e mamma nostra e nonna nostra si scende alle 5 la mattina a mettere a fuoco per il ragù a da boboleare. Ma il passaggio fondamentale è che il sugo deve obbligatoriamente peppiare, ovvero farla sobbollire lentamente. Il tutto contornato con una fogliolina di basilico, of course, come on guys, a fine cottura e il gioco è fatto. La vera pizza napoletana. Il piatto napoletano per antonomasia è la pizza in tutte le sue possibili declinazioni. Dalla semplice pizza margherita con mozzarella e pomodoro fino alla pizza fritta ricolma di prelibatezze. Prelibatezze equal super colesterol. La pizza è l'emblema del popolo napoletano nel mondo. In ogni angolo di Napoli, sorry guys. The misters of the mouse on the screen that suddenly you touch but don't touch but he moves. In ogni angolo di Napoli non puoi non trovare una pizzeria di quelle storiche a quelle più recenti, tutte offrono una pizza tradizionale ma che onda in un particolare personale, che la distingue da tutte le altre, dall'uso degli ingredienti per la preparazione dell'impasto fino alla composizione della pizza stessa. Certi nomi poi, la pizza coccodè, la pizza maradona e chi più ne ha più ne metta. Dirti di provare la pizza tipica? Dirti di provare la pizza tipica a Napoli è quasi un'ovvietà, quindi non posso fare a meno
di consigliarti altre ricette legate alla pizza di Napoli, come la pizza di Scarole, la pizza di Scarola, l'amma vista là da vota, o la cosiddetta pizza chiena, the pizza full, full of beautiful cholesterol. La parmigiana di melanzane, un piatto napoletano, no comment, no comment, guys. I still remember the parmigiana o melanzane of my mom when I was a kid. Oh, mamma mia, guys, how you can forget this? You know what? La parmigiana di melanzane è una delle specialità tipiche della cucina napoletana. La base sono ovviamente le melanzane, che vengono fritte e poi distese su un letto di sugo. When you say like this, a bed of tomato sauce, I mean to say, it's like the Neapolitan gymnastic, We used to say when we sleep, la ginnastica napoletana is when you lay down on the bed, and I have the same feeling now on a bed of tomato sauce. E così via per vari strati di various layers intervallati da un intermezzo di fior di latte, la mozzarella di fior di latte, che la rende compatta e filante. La parmigiana di melanzane è un must del quale non puoi fare a meno. You can't miss this, la parmigiana di melanzane. Ok, let's taste something else on the table. La frittata di maccheroni. In un periodo in cui il riciclo è diventato obbligatorio, i napoletani si pongono come precursori anche in cucina. You see? We saved the world. Infatti, la frittata di maccheroni è un piatto che ricicla la pasta avanzata e la trasforma in un'amalgama che piace a tutti. Gli spaghetti o anche altri tipi di pasta avanzata si fondono insieme a uova e parmigiano, ma per i buongustai spesso si aggiungono anche provola e salumi vari, just to avoid missing a good cholesterol intake. Anyway, my favorite, guys, is la frittata di pasta with the spaghetti. Amazing. A little bit burn, saute in the pan, and getting a little burn, getting cracking on the edges. Oh, mwah! Al bacio. La frittata è un piatto ecologico in tutto, tanto che andrebbe gustato freddo per permettere la perfetta fusione di tutti gli ingredienti addirittura il giorno dopo. I totally approve. Differently from so many other people, I really like to eat the pizza and the pasta the day after. Don't ask me why. I really like. It's a personal taste. Piatti di pesce della cucina napoletana. Oh, stop the word, please. Sadly, the day is became slower than 24 hours. Fermati, mondo. Piatti di pesce della cucina napoletana. Ma not only napoletana, guys. When we are talking of fish dishes, South Italy is no way. Napoli, Taranto, Old Sicily, la Puglia, Bari, oh mamma mia, amazing. Da buona città di mare, Napoli ha anche le sue specialità culinarie dedicate al mare. I capolavori della cucina che non puoi fare a meno di provare sono Ocuopemare, che now I mean to say is trending already since long time with all tourists. They have to taste il cuoppo di mare, in cui trovi un misto di specialità ittiche fritte, dai calamari ai gamberetti, e l'impepata di cozze, una zuppa di cozze condita con molto pepe e limone.
ma la specialità più rinomata in cucina non può essere copurpa alla luciana. Ai ai ai, note dolenti. Nati in due quartieri di Santa Lucia, a due passi Romara, o porpa alla Luciana, viene cuoto in da salsa di pomodoro, caglion di cappero e oliva e può essere servito indifferentemente come prima con gli spaghetti, ma anche come semplice secondo. Ma voi radatemi a me asura, non vi preoccupate, ci pensi io. I piatti della cucina napoletana nelle festività. A Napoli le festività sono molto sentite e questo non può che riverberarsi anche all'interno della cucina tipica, che ha ricette particolari a seconda della festività. Natale offre a Napoli delle vere e proprie abbuffate. O piatto natalizio per antonomasia è l'anguilla o capitone, che a Napoli addiventa o capitone, fritto insieme al baccalà con suo forte aroma, la fa da padrone nelle cucine napoletane a Natale. A Pasqua invece o piatto tipico è o casatiella, nato campione in sogna e colesterolo. L'impasto ricolma chine, salume e formaggio varia, sui quali vengono poste delle uova fresche che diventeranno sode durante la cottura. I dolci tipici della cucina napoletana. Oh là là, guys, Belgium, Bologna, Napoli, Sicily, guys. Mwah. My, but I have to say, beyond the all super beautiful Neapolitan delicacies, my favorite is the Sicilian cannolo, guys, the black and white. Oh, mamma mia! Wow! Mwah. Amazing. My favorite Neapolitan is the a pastiere di grano, ma pure a pastiere di pasta, ma a pastiere di grano voglio è eccezionale, è fantastico. E poi mi piace a me la sfugliatella. Io quando vado a Napoli la sfugliatella non mi da mancare, sempre la frolla, la riccia, più la frolla che la riccia, però effettivamente la sfugliatella è eccezionale. E poi la bomba, vabbè, ma la bomba non è tipicamente solo napolitana, voglio. Ah, gli struffoli. A Napoli un settore che crea spesso appeal è quello dei dolci. I dolci partenopei sono famosi e desiderati in tutto il mondo. O sole mio. I più famosi sono o babà o re rouge napolitana e la sfogliatella nelle sue declinazioni riccia e sfoglia e frolla, sua degna regina. A questi si aggiungono una sfilza di dolciumi vari che spesso si legano alla festività come gli struffoli natalizi, a bit too sweet to me, I don't like too sweet, but they are amazing. O la pastiera pasquale, yes, la pastiera di grano, la pastiera di grano, come la chiamammo. A concludere, gustare la vera cucina napoletana in una villa ottocentesca a Napoli. Questi sono solo alcuni dei capolavori che la tradizione culinaria partenopea ci offre, ma ne mancano tanti altri che scoprirai appena verrai qui. Vi aspettiamo. Se sei interessato a provare la vera cucina partenopea, corri a Napoli e se vuoi deliziarti il palato con queste specialità non posso fare a meno che consigliarti un luogo unico. Il Marchese, un ristorante e pizzeria a San Giorgio a Cremano, che da decenni offre i sapori della cucina tradizionale partenopea legata alla nostra ricchissima cultura. Eccetera, eccetera, eccetera. La lista dei ristoranti is long, the list of the restaurant. And now, even also the tourists from all over the world, they know where to go. Is now is
is very very famous, you know. And then of course even in between the best top restaurant there is I prefer this instead of that one. And but guys, I want to ensure you that wherever you go in Naples and province, I mean, the people are too picky in saying only that this restaurant is the best. Come on, in Naples and province, even in the forbidden little street, you will find a fantastic pizza. It's very rarely it will happen that in Naples and province you will eat a bad pizza. Really, I'm not biased. Of course, I'm proud of my, but because pizza for Neapolitan people is like karma. It's a legend. It's something that brings happiness. We are very happy to show to bring on the table also our tradition. You know. Alright guys, voglio, è stato un piacere, mamma mia mi è venuto fame, sarà per tu stomaco. Ci vediamo a tavola, see you at dinner. Bye, ciao.